Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Si aggrava la posizione di Daniela Loverde, la preside dello Zen, accusata di corruzione e peculato. La dirigente scolastica e il suo vice avrebbero proceduto a false iscrizioni di parenti per ottenere più contributi. Minacciata la docente che aveva denunciato la vicenda facendo partire l'inchiesta. Tragedia sfiorata a San Fratello nel Messinese, un boato all'improvviso, poi la caduta di grossi massi dal costone roccioso proprio sulla strada principale del paese. Tanta paura e qualche danno, ma nessun ferito. I lavori sul viadotto ripartiranno entro 10 giorni, si va verso la fine dell'emergenza sulla tangenziale di Messina che ha generato forti ripercussioni sulla viabilità, raggiunta un'intesa tra i vertici del Consorzio Autostrade e la ditta che aveva bloccato il cantiere. Sciopero degli spaghetti per fronteggiare il caro pasta. Consumatori e associazioni di categoria sul piede di guerra per l'aumento dei prezzi. Calcio sabato dalle forti emozioni per Palermo e Messina, rosanero a Cagliari per difendere il piazzamento playoff. Il Messina va all'assalto della Gelbison per salvare la Serie C. Si riparte dall'1-0 per i campani. La pool scudetto del Catania su Telecolor dopo il campionato, acquisiti i diritti per la post-season del club rossazzurro. Si comincia domenica con la sfida del Massimino tra le squadre di Ferraro ed il Sorrento. Buongiorno e ancora benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo, come avete sentito dai nostri titoli, con l'inchiesta dello Zen. La preside Daniela Loverde, per lei nuove accuse, la dirigente dell'istituto Falcone dello Zen e il suo vice, secondo appunto i magistrati, avrebbero proceduto a false iscrizioni di parenti per aumentare le opportunità e ottenere più contributi su cui lucrare. Intanto arrivano minacce per la docente che ha fatto scattare l'inchiesta con la sua denuncia. Ce ne parla Manlio Viola. Restano agli arresti domiciliari Daniela Loverde, preside della scuola Falcone allo Zen, e il suo vice Daniele Agosta, accusati di corruzione e peculato nell'ambito dello scandalo che è scoppiato proprio in quella scuola. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo nello stesso giorno in cui piovono nuove accuse sulla dirigente scolastica. La donna, già indagata con l'accusa di razziare la mensa scolastica e di essersi appropriata di tablet e PC destinati agli studenti, avrebbe anche nominato la figlia come responsabile unica del trattamento dei dati personali della scuola e avrebbe fatto iscrivere falsamente all'Istituto Falcone dello Zen una parente disabile e la figlia del suo vice, che in realtà non avrebbero mai frequentato l'istituto. Questo per aumentare il numero degli studenti e dunque aumentare anche la possibilità di ottenere finanziamenti. Intanto è stata minacciata per strada da un uomo che l'ha affiancata in monopattino col volto coperto la professoressa che ha denunciato il sistema Loverde nella scuola dello Zen. L'insegnante, prima in servizio nella stessa scuola Falcone e poi trasferita, con le sue rivelazioni ha dato input all'inchiesta. Dopo la notizia dell'esecuzione della misura cautelare a carico della Loverde e del suo vice, sono molti gli insegnanti che hanno confermato al PM della Procura europea Amelia Luisa e Geri Ferrara le irregolarità commesse dai due indagati. Auto in fiamme, ieri sera in via della Regione Siciliana a Palermo, ustionate le 3 persone a bordo, il più grave è un giovane di 25 anni trasportato in codice rosso all'ospedale civico. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario della vettura aveva appena ritirato l'auto dopo aver fatto realizzare l'impianto a gas, mentre i 3 erano appunto a bordo. Uno degli occupanti avrebbe acceso una sigaretta innescando il rogo. Momenti di paura a San Fratello nel Messinese. Alcuni grossi massi si sono staccati dal costone e hanno lambito le case. È stata sfiorata una tragedia. Ce ne parla Francesco Triolo. Un boato all'improvviso, poi la caduta di grossi massi dal costone della montagna proprio sulla strada principale. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Per fortuna questa mattina intorno a mezzogiorno a San Fratello in provincia di Messina i massi crollati sono finiti su alcune automobili parcheggiate nella zona, ostruendo la strada a pochi centimetri dalle case. Per fortuna non ci sono stati coinvolgimenti di persone, ci sono delle abitazioni a rischio, sono state fatte gli allontanamenti del caso. Adesso si deve verificare un po' la situazione in parete per capire cosa è rimasto in bilico che deve essere rimosso. Già la provincia
ha già inviato qua i rocciatori che sono presenti in questo momento e si stanno programmando per fare questa ispezione. Il sindaco ha disposto l'evacuazione delle abitazioni, ma tra i residenti non c'è alcuna intenzione di dormire in casa stanotte per il timore di nuovi crolli. Io sono scioccata di quello che è successo. Cosa ho sentito? Non si può definire, non lo posso dire quello che ho sentito, non lo so. E sono vivi le persone perché mio marito è stato bravo, che subito ha capito, se no... Le immagini dei vigili del fuoco girate dall'alto grazie ad un elicottero testimoniano l'imponenza del massiccio roccioso sul quale si deve intervenire e la pericolosità della conformazione morfologica di quel territorio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono anche i tecnici della provincia e della protezione civile regionale che lavorano per mettere in sicurezza la frana. Intanto la cosa più importante è aver messo in sicurezza la popolazione e sapere che non ci sono famiglie isolate, quindi c'è una viabilità alternativa che consente comunque la mobilità, per cui l'intervento di ripristino della viabilità deve essere fatto in assoluta sicurezza, quindi mettendo prima in sicurezza il costone attraverso l'ispezione e attraverso l'intervento dei rocciatori. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo dell'inchiesta sulla sanità a Catania. È stata disposta la sospensione dai pubblici uffici per un anno per i 6 indagati, tra loro anche gli ex assessori regionali Ruggero Razza e Antonio Scavone e il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Igo Lamantia. Giusy Lazzaro. Gli interrogatori il 5 maggio, oggi la decisione e le interdittive nell'inchiesta che ha scosso la sanità catanese. Il giudice per le indagini preliminari di Catania, Simona Ragazzi, ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e servizi per un anno a 6 indagati coinvolti nell'inchiesta, tra loro gli ex assessori della Regione Siciliana della Salute, Ruggero Razza, e del Lavoro, Antonio Scavone. Entrambi sono indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di 2 professionisti per altrettanti progetti. Tra i destinatari del provvedimento anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Ignazio Igo Lamantia, al quale è contestata la turbata libertà degli incanti per aver favorito un candidato ad un concorso a dirigente dell'Ordine di Catania. Questo significa che Lamantia dovrà lasciare l'incarico di presidente dell'Ordine e anche di direttore di otorino laringoiatria dal Policlinico. Anche il ruolo direttivo di Scavone al Garibaldi sarà congelato. Razza invece dovrà rinunciare al ruolo di consulente a titolo gratuito del ministro Nello Musumeci. Gli altri destinatari della sospensione sono Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa e Rosaria Maria Leonardi. La stessa misura cautelare, ma per 8 mesi, è per Alberto Bianchi e Calogero Grillo. Nel comunicato della Procura si leggono le motivazioni della decisione scaturita per stringenti e attuali esigenze cautelari, potendo gli stessi indagati tornare a rivestire o continuare a ricoprire funzioni e ruoli nella pubblica amministrazione, nelle procedure concorsuali universitarie, nell'ambito della sanità pubblica, nella direzione di ordini professionali e nella compagine di governo di enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni. Per l'accusa, l'ex assessore Razza avrebbe favorito la designazione di un esperto in elaborazioni, report e studi per conto dell'Ordine dei Medici di Palermo nel progetto denominato OSAS Catania, Sentinelle della Prevenzione. Secondo le indagini, l'ex assessore Scavone rientra nell'inchiesta per l'assegnazione a una persona a lui vicina di un incarico a tempo determinato come amministrativo del progetto Centro Cardio Hub SPOC dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. Il 29 aprile i carabinieri del comando di Catania avevano posto ai domiciliari altri 4 indagati. Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ANRS Garibaldi di Catania, Nunzio Ezio Campagna, Sebastiano Felice Gatino Ferlito e un ex funzionario amministrativo dell'Università di Catania, Gesualdo Antonio Missale. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tangenziale di Messina, dopo lo stop al cantiere sul viadotto Ritiro si va verso la fine dell'emergenza che ha messo in crisi la viabilità, raggiunta un'intesa tra i vertici del CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, e quelli della ditta appaltatrice. Entro 10 giorni il cantiere ripartirà. Il servizio.
Il disagio è evidente, lo è stato subito, all'apertura della famigerata bretella che consentiva di bypassare il viadotto Ritiro. 2 incidenti in 12 ore, una riunione in prefettura, la necessità di regolare meglio la circolazione sulla tangenziale di Messina, ma i disagi non sono stati solo per gli automobilisti che percorrono la tangenziale, lo sono anche per la viabilità cittadina che vede immettersi a giostra e boccette un numero più che raddoppiato di vetture con un giro tortuoso per la percorrenza della tangenziale in entrambe le direzioni. Come se non bastasse, si è aggiunta anche la decisione della Toto Costruzioni, che sta ultimando la realizzazione del viadotto Ritiro, di interrompere i lavori perché non sono stati corrisposti stati di avanzamento lavori per circa 6 milioni di euro. Fermo il cantiere da 3 giorni con una cinquantina di lavoratori a rischio. È arrivato al 94% di completamento, siamo veramente all'ultimo miglio, sarebbe davvero assurdo non fare un ultimo sforzo per restituire alla città una piena agibilità e transitabilità della principale via d'accesso. Autostrade Siciliane e Toto Costruzioni si sono confrontati in videoconferenza arrivando ad una soluzione. Abbiamo concordato con Toto di definire un piano di rientro dei pagamenti. Sapete, ne ha dato conto la stampa che c'è una fattura da 1,2 milioni che siamo pronti a pagare, lo faremo nel giro di qualche giorno appena Toto sarà nelle condizioni di risolvere questo piccolo problema che hanno con il DURC, dopodiché risolveremo tutte le pendenze. Parliamo di 5-6 milioni ancora da fatturare, quindi non sono cifre, sono cifre assolutamente alla portata della capacità finanziaria del Consorzio Autostrade. La cosa che abbiamo ovviamente raccomandato, ma c'è stata, diciamo, da questo punto di vista ampia disponibilità da parte della Toto, è un assoluto rispetto dei tempi di completamento dell'opera. Noi entro questi 6 mesi dobbiamo assolutamente finire il viadotto Ritiro e quindi rendere completamente transitabile tutta l'area. Il cantiere riaprirà entro una decina di giorni, ma Nasca ha annunciato che sono arrivati i fondi previsti dal decreto aiuti come compensazioni per il caro materiale, che quindi ripartirà anche un altro cantiere della A20, quello della Tosa tra Milazzo e Barcellona, fermo da diverse settimane. Adesso a Siracusa il ministro per le imprese e per il Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato gli industriali e poi ha visitato il polo petrolchimico di Priolo, la transizione energetica e il passaggio di proprietà della raffineria ISAB, i principali temi trattati. Il servizio. Il futuro del polo industriale siracusano, si è parlato di questo nell'assemblea pubblica di Confindustria. All'incontro, in una delle principali aziende della provincia, ha partecipato anche il ministro delle imprese Urso. Tra i principali obiettivi da raggiungere c'è la transizione energetica. Un percorso di sostenibilità per il sistema sociale e produttivo italiano, che sappiamo che può sicuramente vincere questa sfida e diventare anche un modello in Europa. Per questo siamo convinti assertori degli investimenti nel settore della transizione ecologica e di coniugare questo con la competitività del sistema industriale. La sua visita a Siracusa pochi giorni dopo la vendita di Lukoil Goi Energy, migliaia i posti di lavoro salvati. Adesso, dice Urso, bisogna pensare ai fondi del PNRR. Su questo sono impegnato insieme agli altri ministri affinché le risorse siano utilizzate davvero alla transizione ecologica e alla sostenibilità industriale, sin dal piano di incentivi per le imprese che abbiamo chiamato Transizione 5.0. Intanto il prossimo 23 maggio al Mimit ci sarà un tavolo convocato dal ministro. Per rendere conto di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a salvare il sistema industriale di Priolo che era minacciato. Ce lo dobbiamo dire con franchezza. Questo credo che sia importante anche per assicurare chiunque altro debba affrontare crisi di diversa natura. Il governo c'è, consapevole di quale forza sia il sistema industriale del proprio paese. Urso ha visitato il polo industriale di Priolo incontrando una rappresentanza di lavoratori. E adesso spunta anche lo sciopero degli spaghetti contro il caro pasta. Protestano le associazioni di categoria, consumatori e produttori in subbuglio per il costo alle stelle e le perdite consistenti. Il governo cerca una mediazione, ma i ribassi dovrebbero partire da settembre. Ce ne parla Tonino De Mana.
Minacciano lo sciopero e per 15 giorni sono disposti ad un sacrificio, bandire gli spaghetti dalla tavola. Così il piatto per antonomasia degli italiani rischia di diventare il simbolo della protesta per fronteggiare il caro pasta che nell'ultimo anno ha fatto registrare rincari che sfiorano il 20%. Secondo il Ministero gli aumenti sarebbero dovuti allo smaltimento delle scorte acquistate quando il costo delle materie prime era più elevato. Altri invece lamentano speculazioni e puntano il dito contro il caro energia che a cascata incide sui costi legati al trasporto. Consumatori sul piede di guerra, mentre il governo nazionale cerca di trovare una soluzione avviando un confronto con le imprese, le associazioni di categoria e i produttori del grano. Questi ultimi lamentano perdite consistenti a fronte di aumenti spropositati del prodotto finito, la pasta appunto. Non riesco a capire come un chilo di grano in questo momento vale circa 30 centesimi e un chilo di pasta vale intorno a 2 euro. Questa è un'anomalia perché per coltivare un chilo di grano a 30 centesimi sono sotto i costi di produzione. Noi per coltivare un chilo di grano 30 centesimi non ci bastano e ancora la campagna deve iniziare. Può essere che quando inizia ancora diminuirà ancora. Sull'aumento alle stelle della pasta, il garante per la sorveglianza dei prezzi annuncia un attento monitoraggio, mentre dal confronto tra governo ed imprese si prevede un progressivo ritorno alla normalità con la possibile riduzione dei costi, ma a partire da settembre. Agli amanti della pasta non resta che aspettare. Dimagriamo, diventeremo più magri. Siamo rovinati giustamente perché la pasta è indispensabile per i nostri alimenti, diciamo, giornalieri, quindi è un problema. Sciopero della pasta, lei aderisce? Siccome io sono un mangiatore di pasta, naturalmente aderisco perché la pasta non è corretta che è arrivato 1,20 euro, 1,30 euro un chilo di pasta, una cosa impossibile. Oggi cosa si mangia? Non lo so, mia moglie lo deve dire. Pasta con? Forse la carbonara. Dovrei mangiare pasta con le vongole, purtroppo la pasta costa più delle vongole, o no? Adesso ci fermiamo, una pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora buongiorno e bentrovati a questa prima edizione di TG Sicilia. Nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio. Cominciamo con il Palermo. Ultimi 180 minuti di campionato in Serie B. Rosanero in scena a Cagliari per difendere il piazzamento playoff Corini senza il bomber Brunori squalificato. Scalpita il giocatore Vido. Ce ne parla Marco Gullà. Ci siamo, gli ultimi 180 minuti di campionato, le ultime 2 partite, 2 finali. Il Palermo vuole conservare il piazzamento playoff, ma dovrà innanzitutto uscire indenne dal delicato match di oggi alle 14 al Sant'Elia contro il Cagliari. Difficile, la formazione sarda vive un gran momento e vuole chiudere il campionato nella migliore posizione playoff possibile. Affrontiamo un avversario di grande valore, allenato da un uomo e un allenatore straordinario con una carriera incredibile e questo fa capire le ambizioni del Cagliari, hanno una rosa importante per la categoria. In casa nel percorso con Ranieri non hanno mai perso, gli unici 3 pareggi li hanno fatti col Frosinone, il Genoa e il Sud Tirol, le altre le hanno vinte tutte. Questo certifica che Cagliari storicamente è sempre stato uno stadio difficile da espugnare per il valore della squadra, dell'allenatore, il percorso che hanno fatto lo sarà ancora di più, ma questo è anche molto stimolante. Perché insomma siamo tornati in una zona in cui sognavamo di entrarci, ci siamo, di conseguenza abbiamo una grande possibilità, in una bella atmosfera, in un bellissimo stadio contro una squadra forte e ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita. Non ci sarà Brunori che è squalificato, assenza pesantissima, sembra arrivato il momento di Vido, dovrebbe fare coppia con Tutino. Ok, Nedelciaro e Gomez ci saranno, Corini chiede alla sua squadra una grande prova, servono punti per tenere a distanza le dirette concorrenti come Pisa, Ascoli, Venezia, Regina e Modena, Palermo che poi venerdì sera chiuderà in casa contro il Brescia, 2 finali, 180 minuti per scrivere una nuova pagina rosanero. In Serie C è il giorno del giudizio per il Messina, i giallorossi devono solo vincere contro la Gelbison per salvare la categoria. Raciti carica l'ambiente, previsto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franco Scoglio, ce ne parla Sergio Colosi.
È il giorno del giudizio sportivo per il Messina, che dovrà liberarsi dalle sue paure usando testa e cuore per giocarsi al meglio la partita della vita senza appelli. In palio la permanenza in C oppure il ritorno in quarta serie. Per centrare la salvezza dopo il KO di Agropoli con gol di Tumminello, ai giallorossi serve la vittoria con qualsiasi punteggio nella sfida di ritorno di oggi contro la Gelbison al Franco Scoglio, con inizio alle 15, in virtù del migliore piazzamento in classifica nella regular season rispetto ai campani, che invece possono contare sul doppio risultato. Pronostico e aspettative stravolti dopo l'andata, ma il Messina, nonostante le assenze come la settimana scorsa degli infortunati Mallamo e Versienti e dello squalificato Celesia, promette una prestazione all'altezza dell'appuntamento. Io credo che chiunque può fare 90 minuti, anche chi non ha una condizione atletica eccellente, e poi magari si risentirà l'indomani della mancata condizione. Ma per i 90 minuti queste sono partite che si giocano sotto l'aspetto nervoso, non parlo di nervosismo ma proprio di nervi. Non mi preoccupa il fatto che si dica che questa è una partita dove ci vogliono gli attributi, perché questa squadra ha gli attributi e l'ha dimostrato. Questa squadra deve solamente avere due facce. Domani una faccia cattiva, sporca e determinata quando non è in possesso di palla, serena, giocare come sa quando è in possesso di palla, con una sola convinzione, che è quella che non possiamo fare altro che vincere. Raciti annuncia qualche sorpresa in formazione, ma non svela i suoi piani tattici. Non è per mancanza di rispetto al vostro lavoro, però anche se ho pensato qualcosa del genere non posso dare il vantaggio a nessuno. Ripeto, rispettando tantissimo il vostro lavoro. Non è una mancanza nei vostri confronti, però è giusto che se cambio qualcosa è per sorprendere l'avversario, se lo dico, addio sorpresa. L'unica certezza è la presenza di un pubblico numeroso, nonostante una stagione controversa, tribolata e logorante, con un finale tutto da scrivere. Bocca al lupo al Messina, noi ci fermiamo, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà alle 13:30. Nel frattempo a seguire la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Calli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.